Sarà Rocío Muñoz Morales, spagnola nata a Madrid ma che ha scelto di vivere in Italia, la madrina della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nell'anno in cui il festival, nato nel 1932, festeggerà il suo 90° compleanno. Rocío, compagna nella vita di Raúl Bova, con cui ha avuto 2 figlie, condurrà la cerimonia di apertura il 31 agosto al Lido e quella di chiusura con il consegno dei premi del Leone d'Oro il 10 settembre, un altro grande colpo del direttore Alberto Barbera. Così la madrina aveva parlato durante la pandemia. Oggi il mondo è completamente cambiato. Ci troviamo tutti davanti a una situazione del tutto inaspettata, molto complicata, e quindi sono cambiate anche le nostre priorità. La nuova madrina era un volto noto del cinema e della televisione. Ex ballerina professionista, ha lavorato tra l'altro nel tour mondiale del cantante Julio Iglesias. Dopo i film maturi Il Viaggio, dove ha conosciuto proprio sul set Raúl Bova, di Paolo Genovese è stata protagonista femminile della serie Un passo dal cielo. Ha affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival della canzone italiana a Sanremo nel 2013. Proprio in quell'occasione a Sanremo, al sito Fanpage, aveva confidato: ho deciso di non soffrire, di fare una scelta anche dove potessi godere al 100%. Sicuramente ero anche un po' inconsapevole, quindi questo mi ha aiutato a viverla in un modo più rilassato. Io l'ho goduta tanto, ho vissuto ogni emozione moltiplicata al massimo, non ho avuto nessun momento certo i nervi ci stanno, però sono nervi belli, positivi, che comunque ogni volta che sei su un palco importante ce l'hai.